Avvolto e forse anche protetto da quel giubbotto di montone marcato Brunello Cucinelli e costato circa 8.500 euro, il boss Matteo Messina Denaro ha capito che qualcosa stava andando storto e stava fuggendo. Lo sportello dell'auto bianca che lo attendeva aperto gli avrebbe consentito l'immediata fuga se non fossero arrivati i carabinieri a bloccarlo, mentre rivolgendosi al suo autista diceva: è finita. Un passaggio importante rivelato ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado che in un certo senso potrebbe fugare eventuali ipotesi che tendono ad affermare che l'ultimo stragista possa essersi volontariamente consegnato. In queste ore vengono setacciati i materiali trovati nei covi e grande rilievo viene dato all'eventuale supporto fornito dalla consorteria massonica e da quella borghesia mafiosa, in parte alla stessa collegata, che avrebbe consentito che il boss potesse circolare indisturbato e serenamente perché consapevole di quanto fosse ben coperto. Una ipotesi che allarga ancora il magistrato Nino Di Matteo, che afferma che molti colletti bianchi collusi dovevano farlo perché sotto ricatto. Insomma, tutte ipotesi e posizioni al vaglio degli inquirenti che hanno 1000 e più spunti sui quali indagare. Un soggetto con una personalità certamente articolata, gentile ed affabile nel suo essere un comune cittadino, nel personaggio costruito dal nome di Andrea Bonafede, che invece all'interno delle sue pareti domestiche e dei suoi covi non tradiva l'efferatezza della sua vera identità, contraddistinta da quell'ammirazione per il poster del Padrino e di Joker, sotto il quale una didascalia colorata riportava un suo credo: c'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto. Ma aggiungiamo noi, non sempre è possibile farlo. Non poté farlo il piccolo santino di Matteo. Non sarà facile che lo faccia Matteo Messina Denaro da una cella del 41 bis.